Non si ferma più la moria di aziende che a cavallo tra il 2019 e il 2020 hanno chiuso i battenti a Chioggia, Sottomarina e nelle frazioni. Dalle calzature Pittarello ai servizi mailboxes, dalle cartolerie di Sant'Anna e Cattolica al laboratorio fotomarino, fino al piccolo zoo e alle ferramenti Viale Mediterraneo, un'ecatombe di storie professionali, rapporto fiduciario con la clientela e futuro nebuloso. Purtroppo in queste ore altre due realtà fanno i conti con una situazione sempre più difficile. Il ristorante da Franco in strada Romea tra Sant'Anna e Cavanelle ad Adige e la pescheria di Borgo San Giovanni. Quest'ultima da qualche giorno ha esposto il cartello di cessata attività, ringraziando la numerosa e assidua clientela. Una dura impresa quotidiana, quella in capo alle sorelle Sandra e Renata Nordio, che si occupavano di tutti gli aspetti della filiera, a cominciare dalla frequentazione notturna del mercato ittico. Le gratificazioni degli abitanti del quartiere a una società avviata da almeno 35 anni non sono evidentemente bastate per proseguire, complice la fatica di andare avanti ogni giorno. Ai residenti di Borgo San Giovanni non resterà che recarsi alla pescheria Minuto di Chioggia o a quelli ubicati a Sottomarina per l'approvvigionamento del cibo preferito dai chioggiotti. Un tentativo di furto sarebbe stato compiuto alle 18:30 di lunedì in via Tiglio a Sottomarina, una zona venuta di recente alla ribalta per altre operazioni criminose del genere. Lo riporta la Nuova Venezia in edicola oggi, che accredita il mancato colpo al merito di un giovane di 23 anni, figlio dei proprietari dell'immobile visitato. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il ragazzo era al piano terreno quando ha avvertito alcuni rumori provenire dal primo piano. Essendo la corrente dell'assenza dei genitori, il 23enne ha salito le scale e si è imbattuto in due individui a volto scoperto, intenti a cercare denaro e preziosi, utilizzando una torcia per l'illuminazione. Uno dei ladri avrebbe colpito al volto il giovane prima di darsi alla fuga attraverso le finestre del bagno. Il ragazzo nel mentre ha contattato i carabinieri, convinto di aver chiuso i malviventi a chiave, ma quando sono arrivati i militari dell'Arma, i restofanti erano già fuori dell'abitazione. Al figlio dei padroni di casa non è rimasto altro che rivolgersi al vicino pronto soccorso per farsi medicare le lievi ferite. Le indagini sono appunto in capo ai carabinieri. Le paratoie del Mose potranno essere aperte prima della conclusione dei lavori in caso di emergenza. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Roberto Marcato a margine di una riunione tenutasi ieri a Venezia con la commissaria del Mose Elisabetta Spitz, la provveditrice alle opere pubbliche Cinzia Zincone, i commissari del consorzio Venezia Nuova Fiengo e Ossola, le autorità locali e portuali veneziane, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Erano presenti anche i sindaci della Gronda e rappresentanti del Ministero per i Beni Culturali e della Sovrintendenza al Paesaggio. Marcato stima in 6 mesi il tempo necessario per allestire l'apertura delle paratoie nei casi di emergenza. Entro 10 giorni la commissaria Spitz sarà convocata dalla prefettura per valutare il piano programmatico dei lavori di qui al 2021, termine ultimo per la consegna dell'intero apparato. La regione, fra l'altro, si smarca dall'ipotesi di una sua gestione diretta del Mose. Vista la complessità delle questioni commissariali e la mancata chiarezza dei ruoli, prosegue Marcato, appare ancora più evidente che questa è un'opera dello Stato e che dovrà essere lo Stato a gestirla. Intanto non pochi tecnici mettono in guardia dai rischi della possibile apertura del Mose in una sola delle 3 bocche di porto, come previsto per la prova del 14 gennaio al Lido. Il livello dell'acqua alta nelle 2 bocche rimanenti è destinato a crescere e potrebbe creare scompensi non facilmente smaltibili. Per quanto riguarda infine il protocollo fanghi, resta ancora in sospeso la firma al Ministero per l'Ambiente, in quanto manca il parere dell'ISPRA. Il gruppo di azione costiera per Chioggia e il Delta del Po cerca un nuovo direttore. Il bando è stato pubblicato anche all'interno dell'albo pretorio online del comune di Chioggia
e riferisce la selezione per una nuova figura apicale a seguito di analisi dei titoli e colloquio finalizzato a costituire una graduatoria valida fino al 2027. Il direttore entrerà in ruolo il prossimo 1 aprile. Il GAC associa le marinerie di Chioggia, Porto Tolle, Rosolina e Portoviro nella ricerca di finanziamenti per la pesca e l'acquacoltura provenienti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, di modo da incrementare lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale. L'incarico si svilupperà con prestazioni complessive per circa 8 ore settimanali. Tra i requisiti, la disponibilità immediata all'impiego, un'esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui metà con funzioni direttive, la conoscenza del codice dei contratti pubblici, le pratiche di servizi e infrastrutture per la pesca. Al direttore sarà corrisposto un compenso annuo di 24.000 euro lordi e dovrà operare principalmente nella sede di Portoviro. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al flag GAC di Chioggia e Delta del Po in piazza Matteotti 2, appunto a Portoviro, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 20 gennaio. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata, non necessariamente intestata al candidato, all'indirizzo gacchioggiadeltadelpo@aziendapec.it. Oltre al direttore, il GAC cerca un collaboratore o una collaboratrice per attività di segreteria generale, un responsabile della comunicazione e un assistente del responsabile amministrativo finanziario.